In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. I dilemmi della lista della Lega per le europee. La lista della Lega nella circoscrizione Sicilia-Sardegna si sta rivelando tra le più difficili da comporre. Scatterà con grande probabilità un solo seggio, quindi l'area interna che vince prende tutto. Le due aree sono già definite, da una parte il vicepresidente della regione Luca Sammartino e dall'altra la coordinatrice regionale autosospesa perché candidata Annalisa Tardino, che in questi mesi ha costruito una rete di sostenitori difficilmente battibile. Vile contestazione alla D della società Ponte sullo Stretto. La commissione consiliare sul Ponte sullo Stretto del comune di Messina aveva fissato per ieri l'audizione pubblica dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Sciucci, ma appena Sciucci ha iniziato a parlare i militanti del comitato No Ponte gli hanno impedito, gridando, di continuare a parlare. L'incontro è stato sospeso ed è ripreso poi nel pomeriggio. Poteva essere un importante momento di confronto, ma qualcuno ha preferito buttarla in caciara. Cercasi 260.000 lavoratori, ma specializzati. Sicindustria e consulenti del lavoro hanno deciso di creare una banca dati per fare incontrare domande e offerta di impiego. Nel mercato del lavoro oggi le parti in Sicilia si sono invertite. I giovani offrono lavoro e le imprese cercano lavoratori. Le imprese, soprattutto nel campo della transizione ecologica e digitale, hanno un disperato bisogno di tecnici, ma non ne trovano. E Unioncamere stima che quest'anno le imprese in Sicilia avranno bisogno di assumere circa 260.000 unità di personale. Il centrodestra di Siracusa perde un pezzo. Il Movimento per l'Autonomia è entrato davvero in giunta a Siracusa dando 2 assessori al sindaco di Azione, Francesco Italia. Gli altri partiti della coalizione di centrodestra non l'hanno presa bene e hanno contestato la scelta già da quando se ne cominciava a discutere. Fratelli d'Italia ha dichiarato ieri che l'ingresso in giunta dell'MPA nel capoluogo eretuseo va a violare il patto di coalizione con inevitabili ripercussioni su tutto il fronte provinciale. Incontro Regione EasyJet. L'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò ha incontrato ieri mattina a Palermo il country manager di EasyJet in Italia Lorenzo Lagorio. Al centro del confronto le scontistiche sui voli domestici recentemente implementate dalla regione siciliana verso tutti gli aeroporti italiani per i residenti in Sicilia. Con questa compagnia aerea, dice l'assessore Aricò, abbiamo discusso di alcune idee per consolidare il trend di crescita degli ultimi anni. Il nostro auspicio è che anche EasyJet possa aderire alla convenzione per lo sconto diretto già al momento delle prenotazioni. Le vampe di San Giuseppe. Da alcuni giorni nella città di Palermo si accendono le vampe di San Giuseppe. Sono cataste di legno, tutto il legno che si trova, alle quali si dà fuoco. E ogni anno si sente di scontri dei ragazzi che le hanno accese con i vigili del fuoco e con la polizia urbana. Vincenzo Figuccia, deputato questore all'Ars, contesta il fatto che la festa di San Giuseppe costituisce un pericolo maggiore quando avviene in quartieri degradati che, ironia della sorte, avrebbero dovuto essere riqualificati. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.